Spianate le dune a protezione della costa Sciacca, incontrata a San Giorgio. A comunicarlo è l'architetto Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. Senza mai fermarsi anche a Sciacca, il WWF Sicilia Area Mediterranea ha monitorato l'arenile di San Giorgio per la stagione di Generazione Mare, che vede i volontari del WWF impegnati in tutta Italia. Testimonial di prestigio per la mattinata di ieri è stata la splendida e famosa danzatrice del ventre Sabah Benziadi, che ha accompagnato i volontari del WWF per cimentarsi in una raccolta di plastiche e collocazioni di locandine e avviso per chi ha visto tracce di tartaruga marine per la salvaguardia della vegetazione dunale. Ed è proprio per quest'ultima emergenza, le dune naturali a protezione della costa di Sciacca incontrata a San Giorgio, che i volontari hanno constatato il duro maltrattamento a cui vengono giornalmente sottoposte. Si è osservato infatti che anche qui si è ripetuta la triste abitudine di spianare le dune pensando di pulire le spiagge per evitare il ripetersi di questa balorda modalità su cui gli amministratori e i dirigenti degli uffici comunali appaiono sordi. Sarà data comunicazione inviando la presente nota anche al comune di Sciacca, sapendo sin d'ora che con l'avvicinarsi della scadenza elettorale non si sa ancora chi governerà l'anno prossimo la città di Sciacca. Il WWF Sicilia Area Mediterranea comunque si augura che nel proseguo della stagione estiva si consolidi la tradizionale collaborazione che il passato con le varie amministrazioni comunali ha avuto momenti di luce e di oscurità. Nelle prossime settimane, continua l'architetto Giuseppe Mazzotta nella qualità di presidente, si svolgeranno altre ricognizioni della costa per il monitoraggio e la salvaguardia dei beni preziosi di cui spesso ne dimentichiamo il valore. Il nostro agire per Mazzotta dovrà essere rivolto al futuro, ai bambini, ai quali non dobbiamo lasciare un'eredità di sporcizia, di eredità culturale. Costruiamo il nostro futuro, conclude Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea.